Intanto preliminarmente la ringrazio per questo invito per il quale sono seduta a questa tavola rotonda. Io sono Daniela Nobile, la presidente del CDA di AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Serviamo l'intera provincia di Agrigento, in particolare 33 comuni più 2, perché 2 ancora non ci hanno ceduto le reti, quindi siamo 33 attualmente come comuni soci che gestiamo nel servizio idrico integrato. La giornata di oggi è molto importante perché anche il titolo di questo forum regionale, Acqua, soluzione non un problema, ci apre le porte a quello che adesso dal mio insediamento ad oggi abbiamo portato avanti insieme al direttore generale di tutta la governance, ovvero un rinnovamento di quello che è il servizio idrico integrato all'interno di un'idea di soluzione. Noi rispetto alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione, abbiamo portato avanti diversi progetti. Intanto la nuova rete idrica della provincia di Agrigento prevede l'automazione e il telecontrollo, per noi fondamentale. Ma un'altra cosa importante che stiamo portando avanti con Almaviva riguarda i nuovi contatori smart, per i quali abbiamo avviato un progetto pilota per noi fondamentale in attesa di un finanziamento da 15 milioni non saranno sufficienti per entrare in rete rispetto alle nuove tecnologie, senza le quali non potremo, secondo me, più in questo sistema idrico integrato comprendere esattamente tutte le dinamiche. Quindi per noi questo è stato molto importante. Inoltre questi sistemi di innovazione e di digitalizzazione ci permettono, intanto facendo in modo che questi software interagiscano correttamente con noi, ci sono delle macchine, dei software, ma se il soggetto che immette i dati non è correttamente a conoscenza di ciò che deve fare dei processi, come correttamente diceva prima la professoressa Musumeci, è fondamentale, no? Che il personale sia adeguatamente in grado di inserire dati nel sistema. Su quello è importante anche che ci siano dei tutoraggi e un affiancamento delle società, come abbiamo anche visto con Almaviva, perché è fondamentale conoscere bene il procedimento, che ci porta poi a capire dove sono le perdite idriche, a capire dove intervenire e anche con questo progetto, ad esempio, verificare se l'acqua che viene immessa in rete poi viene bollettata correttamente, quindi quanta acqua immettiamo in rete e quanta poi viene bollettata, per verificare se ci sono delle perdite e in quale zona delle città queste perdite si verificano. Quindi quello è importante, la tecnologia e l'innovazione ce lo permettono. Abbiamo presentato poi diversi progetti in Regione Sicilia, in ultimo il progetto in scadenza ad ottobre ci ha permesso sia sulla parte idrica di presentare oltre 40 milioni abbiamo presentato, ma anche sulla parte della depurazione e della rete fognaria, anche lì oltre 40 milioni, e non sono tutti quelli che avevamo già disponibili, ne avremo anche degli altri, perché stiamo cercando di andare avanti su questi progetti anche su REACT-EU. Abbiamo poi spostato sul POP tanti progetti sulla rete idrica e questo ci ha permesso di andare oltre, perché quello che vogliamo è camminare a fianco delle nuove tecnologie e fare in modo che i cittadini, anche con le app, per comprendere i consumi reali e noi per effettuare delle valutazioni sui consumi reali, abbiamo terminato adesso il Colfego con un progetto pilota, quindi abbiamo in mente tanti progetti che ci porteranno ad una situazione nettamente differente da quella di oggi. Un'ultima cosa che voglio ricordare: abbiamo inviato a tutti i gestori del servizio idrico della Regione Sicilia l'invito per l'istituzione di un tavolo tecnico regionale. Questo per noi è fondamentale perché ci permette di creare rete, quindi di essere più forza, di essere più forti, di poter anche gestire ed avere delle economie di scala. Poi ne parleremo meglio durante l'incontro. Invito quindi tutti i gestori presenti oggi, ma anche gli altri che oggi non ci sono, di intervenire a questo tavolo tecnico regionale, che ci permetterà, ripeto, di mettere le basi per un futuro che deve vederci insieme uniti e sempre più forti in tutto ciò che sono le migliori pratiche, in forza e debolezza, che analizzeremo bene in questo tavolo tecnico. Infine oggi sullo STEP noi siamo qui anche nell'istituzione di questi tavoli, questi 3 tavoli, per i quali volevo chiedere se era possibile partecipare a tutti e 3, noi come AICA, perché ci interessano tutti e 3 i settori, per cui riguarda la depurazione, le reti, ma anche i dissalatori, i 3 temi che diceva prima
che diceva prima il suo collega, quindi questa opportunità che ci offre il COPESR il 2027 con la piattaforma STEP per noi è un'opportunità straordinaria che di certo non ci faremo scappare, perché tutti i finanziamenti ci devono aiutare a crescere e a migliorarci. Grazie.